Proprio una settimana fa, era lunedì 1° novembre, il Veneto piombava nell'incubo alluvione, spaccato in due tra Vicenza e Verona, un isolamento fatto di acqua e fango, una nuova pagina di storia che vogliamo ricordare e raccontare con le immagini. La notte di ogni istanti, mentre Vicenza dorme, l'acqua sale, improvvisa, violenta, incessante. È il fiume Bacchiglione che si espande, si dilata, si fa mare impetuoso alle 7 del mattino tra Cima, Ponte degli Angeli, in pieno centro. Si mangia le strade, inonda le case, trascina via il quotidiano di chi si sveglia con l'acqua in cantina, negli armadi, sotto il letto, nei negozi e nei magazzini. La notte diventa giorno, la luce mostra le rovine di un disastro che non si ferma. È solo l'inizio, sempre il mattino di lunedì, un fiume si riversa sulle due carreggiate dell'autostrada tra Vicenza e Verona, non era mai successo prima. La A4 allagata deve chiudere tra i caselli di Montebello e Soave. Il Veneto si spezza in due, i treni vanno in tilt. Alle porte di Vicenza, a Cresole di Caldogno, alle 8 di lunedì, il timon più affluente del Bacchiglione arriva dai campi, rompe in strade e case e stavolta uccide. La prima vittima è Giuseppe Spigolone, 75 anni, era in garage, è rimasto bloccato, il suo corpo verrà trovato solo 2 giorni dopo, quando l'acqua inizierà a ritirarsi. Come il corpo di un altro pensionato, la seconda vittima, Mario Menin, 74 anni, di Cavazzale, passeggiava lungo l'argine dell'Astichello quando è stato inghiottito. E il martedì ci si sveglia tutti con l'acqua ancora per strada, acqua e fango e la certezza che l'incubo è davvero incubo e continua. L'emergenza è chiara, arriva l'esercito, arriva il capo della protezione civile Bertolaso, i sindaci gridano alla catastrofe e chiedono danni e la punta è lunga. 131 comuni coinvolti, migliaia gli sfollati, ma non è ancora finita. L'acqua bussa nel Padovano, la nuova fotografia della desolazione sono San Fidenzio, Saletto, Bovolenta, Casalserugo. Venerdì il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato d'emergenza e stanzia i primi soldi, 10 milioni, mentre Guido Bertolaso torna nel Veneto e spiega ne arriveranno altri. Torniamo al maltempo, vedrete tra poco in sovraimpressione le coordinate del conto corrente aperto dalla Regione Veneto presso Unicredit per raccogliere i fondi a favore di chi è stato colpito dall'alluvione, conto corrente operativo, lo vedete, c'è l'IBAN e la banca è Unicredit.